E dopo questa notizia la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi questa volta all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasia e a tutti i colleghi di Udine. Allora siamo qui dalla redazione Alto Adriatico con Pietro Rambuschi, gruppo per il cambiamento di Portogruaro, che ci parlerà in particolare delle prospettive di cambiamento del PDL, insomma come vengono viste poi nel Veneto orientale. Però c'è un dibattito a questo punto interno che si è aperto sul futuro del PDL, sul futuro in vista delle elezioni del 2013, che poi magari chissà potrebbero pure essere anticipate, ma che comunque naturalmente sono una scadenza, quella non posticipabile certamente, e poi anche l'esigenza insomma di pensare ad un futuro anche più in là appunto del partito. In qualche modo diciamo che nel Veneto orientale, con la nascita del gruppo per il cambiamento appunto di cui è ideatore Pietro Rambuschi, insomma, questo è uno degli esempi, certamente non l'unico a livello nazionale, però uno degli esempi come dal territorio si sia pensato anche a qualche cosa che vada al di là dell'esistente, del contingente, del quotidiano. Insomma, come vedete a questo punto la nomina di Alfano? È una scelta transitoria? Ci sarà veramente una svolta nel partito? In che direzione? Sì, la nomina di Alfano è stata accolta tutto sommato assai bene, insomma, per quanto ci riguarda, almeno noi del gruppo del cambiamento, che siamo i componenti dell'ex Forza Italia. Ecco, solo che noi siamo tutti in attesa di vedere quelle appunto sono le sue linee programmatiche e quindi anche queste modifiche allo statuto, che è piuttosto blindato. Quindi se rimane blindato come attualmente, noi dipendiamo sempre gerarchicamente dal nazionale, dal regionale e dal provinciale, quindi i coordinatori comunali come il sottoscritto del PDL così non ha nessuna iniziativa da poter prendere. Io appunto, proprio perché sono così come dire inamidato, ho ideato appunto l'anno scorso il gruppo del cambiamento, che a Portogruaro raggruppa, come ho detto, ben il 92% degli ex Forza Italia. Allora, questa mia esperienza di aver formato il gruppo del cambiamento, lei l'ha detto bene che è nel Veneto orientale, già sono stato in inaugurazione a Jesolo e che è nato anche a Jesolo, adesso sicuramente entro questo mese nascerà in molti altri comuni. Ecco, quindi quella mia esperienza che ormai è da 15 mesi che porto avanti, spero che vada altrove, in modo che gli ex Forza Italia ritrovino una casa comune dove si riesce ancora a dialogare e parlare di politica. E quindi come dovrebbe cambiare a questo punto lo statuto? Insomma, voi vorreste che ci sia una maggiore democrazia di base in qualche modo all'interno del partito? Certo, noi auspichiamo che qualsiasi sia il candidato a qualsiasi livello, intanto ci siano le primarie? Ci siano tipo le primarie, almeno come che naturalmente a ottobre sarà l'elezione del nuovo coordinatori comunali e possano votare tutti gli iscritti. Quindi comincia già, questo è l'unico segno di democrazia che esiste. Però all'interno, dico democrazia tra virgolette, perché da noi la democrazia esiste, però dico bisogna dare pluralismo interno, ma insomma. Sì, autonomia a questi coordinatori, altrimenti si sentono sviliti, no? E anche i candidati, noi abbiamo i candidati anche al Parlamento del 2013, pioveranno dall'alto i nominativi, ma la gente non lo vuole nel modo più assoluto, quindi bisogna che ci troviamo noi. Quindi bisognerebbe tornare al maggioritario, al sistema? Ma sicuramente io sono sempre stato per quello, lo dico, io prendo atto, io eseguo quello che sono le direttive, ma io appunto auspico innanzitutto che i candidati nel Veneto, nella provincia di Venezia e a Portogruaro siano i cittadini stessi a sceglierli. Bene, io ringrazio appunto Pietro Rambuschi, gruppo per il cambiamento di Portogruaro. Ora spostiamoci